Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, come state oggi? Come è andata questa notte stellata? Avete espresso i vostri desideri? Beh, tranquilli se non l'avete fatto, perché le stelle continuiamo a vederle nel cielo e avrete anche voi in questi giorni la vostra possibilità. Ma passiamo subito a capire un po' come andrà la giornata. Ci facciamo accompagnare da altre stelle, in questo caso quelle di Radio.0. Intanto un saluto anche da me, Maria, ma iniziamo subito con le novità. Partiamo dai nostri Ariete, come sempre i primi in lista. Con la luna in Acquario, vostra fedele compagna di oggi, la giornata assume un andamento vivace, l'amore va a gonfie vele, questo possiamo dirlo, è vicino addirittura al vostro ideale, ma questo diciamolo sottovoce. Guardatevi infatti dai rivali astuti e poco sinceri. Progetti di coppia per il futuro insieme prendono poi il via a seguito di avvenimenti esaltanti. Volete raccontarci di più? Toro, invece per voi la voglia di novità porta dinamismo naturalmente da incoraggiare, ma con qualche cautela però, per non alterare i ritmi regolari essenziali per il vostro benessere. Lo sappiamo, siete dei precisini, avete la vostra routine. Un po' traballante invece l'equilibrio emotivo, peccato, a causa questa volta della vulnerabilità che non vorreste manifestare. Gemelli, eccoci da voi, oggi l'oroscopo del cuore, parliamo ancora di emozioni. Parlare voi dei vostri sentimenti a un amico che vi incoraggia è un piacere a cui non potete resistere, lo sapete. Vuotare il sacco vi fa un gran bene, questo ormai l'avete capito. In casa e in famiglia invece qualche tensione da tenere a bada, ma c'è anche tanta tenerezza e questo ci piace, non possiamo dire di più. Cancro, il confronto con gli altri invece a voi genera ansia ridimensionate. La tenete presente che la vostra riservatezza potrà essere scambiata per indifferenza e non è questo quello che volete. Opponete invece un netto rifiuto alle proposte che solleticano le ambizioni ma a cui al momento perlomeno non potete far fronte, magari rimandate un po' più in là. Leone, in primo piano oggi per voi e solo per voi una gran voglia di trasmettere energia positiva a chi avete vicino. Oggi tutti correranno accanto a un leone, ma, e c'è un ma, dovete proteggervi anche da critiche dettate dalla rivalità. Attenzione, cercate un equilibrio. Razionalità, senso pratico, ordine mentale e quanto di meglio avete a disposizione in caso di imprevisti. Usate bene le vostre armi nascoste. Vergine, eccoci, regna il caos nella sfera amorosa. Rispondete con duttilità alle esigenze del momento, rispettando i ritmi di chi vi piace. Dovete procedere passo passo. Tenete poi conto di alcune innovazioni valide su cui potrete facilmente impostare varie iniziative. Vi saranno molto utili. Bilancia, e siamo arrivati da voi. Era sufficiente che la luna cambiasse segno per recuperare il buon umore. Ci siete arrivati. Vi siete alzati dal letto carichi oggi, propositivi. Una conferenza poi andrà ad allargare i vostri orizzonti. Bella ancora la sensazione di trovarvi al sicuro, protetti. Piena fiducia infatti nei vostri affetti, tra cui partner, famiglia e amici. Scorpione, un giovedì invece per voi poco esaltante, decisamente scarsa la disponibilità lunare nei vostri confronti, questo è il problema. Nelle faccende pratiche domestiche rischiate proprio di fare un fiasco totale. Prevedibile poi la richiesta, proprio a seguito di questo, di maggiore collaborazione in famiglia, è proprio il momento perfetto, ma voi date la precedenza oggi al bisogno di serenità e relax, ve lo meritate. Sagittario, vostro buon amico del giorno è l'astro notturno in Acquario, la nostra luna. Vi fornisce la capacità di trovare alternative e di uscire dagli schemi abituali per esplorare nuovi percorsi. Siete pronti? Con il partner poi la comunicazione è fluida, scambiarvi opinioni, confrontarvi vi apre la mente e pure il cuore. Capricorno, passiamo a voi e parliamo di vita professionale, oggi facilitata dal sestile Marte-Nettuno, una giornata ideale quindi per affrontare colloqui con clienti importanti oppure anche con un superiore, andrà bene, sicuri delle vostre idee originali e si vede, lo siete, le esprimete con convinzione, senza timore di andare controcorrente, bravi! Acquario, ed eccoci dalla nostra luna. Grazie al corteggiamento lunare a Giove il vostro cuore è in pieno fermento. A colpi di fascino, una vera battaglia, conquistate chi da tempo vi manda su di giri e diciamolo, finalmente. Propensi a mettervi in gioco, smaniosi di novità, oggi cambiando schemi e abitudini, attenti, rinnovate in positivo la vita, quindi è la strada giusta. E chiudiamo con i nostri pesci, fermento anche per voi ma di progetti e opportunità da realizzare in gruppo oggi. Siete dinamici e grintosi, però in team rendete di più, lo sapete anche voi, lo scambio è importante per il vostro animo così sociale. Gli amici anche d'altra parte vi distraggono dal pensiero fisso di una persona, quella persona che vi intriga, ma che gioca un po' a nascondino al momento. Vedremo come si evolve, aspettiamo aggiornamenti, Ed è tutto quindi anche per oggi dalle nostre stelle e dal nostro oroscopo di cuore del giorno, perché oggi abbiamo parlato tanto di sentimenti, ma ci ritroviamo domani ancora con tante novità, vi aspettiamo. Una buona giornata a tutti intanto e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0